È una scampagnata sportivo-goliardica. Oh, ciao Sasso! Stuzzica. Chi è che ha deciso di venire per qua? Se il Secciama fuori rotta, che sarà un motivo, era? Sono qua apposta per far rivivere sta tradizione. Di a Rio dei Boschi, scrivi e poi scappa via. Amici dei boschi, bentornati. Allora, oggi sono qui a Sossano, vedrò Ermanno e Enrico per una ronda, sostanzialmente, una pedalata, ma soprattutto per fare un'attività che è insita nella cultura di chi abita a Sossano, o meglio, mi parlano di una tradizione che crea dipendenza. Andiamo a scoprire, ve lo faccio raccontare da loro perché probabilmente capisce. Ciuccio. Ciao, ascoltami, ma Che sono arrivato mica che il vento, Dio. Ma che sei Enrico che si arrivato da Orgiano e io ti guarda anche se un vento sui 14 euro a tutto. Buongiorno, ciao. Ma perché mi smetterà il track azzurro? Perché sono via talmente tanto ultimamente. No, non è nuovo, 2 anni e mezzo che ho. Vabbè, ma ti giuro che avevo cancellato. Ho messo su queste scarpette qua. Eh, Che già là, perché le mie si dilaniate ormai. E così tu guarda, ho ancora queste. Metto anche dei giri di Sì. cioè, mi ascolterò tutto ancora, vero? Sportivo, no? Perché no? E comunque, le ho già probabilmente talmente tante che devo mangiare i suoli. Magna? Ma il mezzo qua? Civetta Security? Grande. Io ho ricevuto dei vocali di stampo semi-minatorio. Sentivo parlare di un fish and bike. Ma Liscio, caffè liscio, grazie. Fish and bike. È questa attività che si svolge da millenni. purtroppo se è un'attività che si svolge troppo poco, si è svolto per millenni e ultimamente siamo troppo oberati dagli impegni lavorativi. La realtà è che si svolge sempre quando Enrico è senza lavoro. Quando si licenzia Enrico parte il mercoledì. È una scampagnata sportivo-goliardica, ok? Tipo il padel. Perché concilia una buona attività fisica in bicicletta in compagnia dove ti socializzi e tutto, con l'annientare completamente lo sforzo fisico fatto assumendo alcol e cibo fritto perché abbiamo mai il pesce dopo il pesce fritto. Te che hai fatto l'Ironman sia te che anche a te che hai fatto l'Ironman? assolutamente No, assolutamente. lui è venuto a fare il tifo. Ah, ok. E mi so il suo preparatore, il suo miglior preparatore o no, Herman? Beh, ma d'altronde con uno che ti porta a mangiare pesce fritto e vin bianco, come fai a non fare un Ironman? Quando abbiamo fatto i mondiali qua a Orgiano, io sto facendo mondiali su strada e ciclismo a cronometro, ok? Bon, e Ermanno si aveva preparato un mese e declinando ogni me possibile invito dal cazzone che è. Dai Herman, non fuori niente. E insomma, se da prima gli ho convinto Herman, dico, cioè, niente solito preparatore, con la formula giusta, un moittino. Insomma, siamo finiti a andare a casa quasi mattina a intingere a un certo punto di moito e Haribo. È stata la sua miglior prestazione, perché lo ho caricato di zuccheri. Ho seguito anche privatamente o solo per... Per gli amici, Ah, ok. Vabbè, allora prima diventiamo amici, dopo. Esatto, oggi può essere già un inizio che si ok. capisce il format. Oggi ti vedi su Mi posso esprimere tutta la mia paura? Insomma. Devo dirti la verità, Nico, Dimmi. è il mio primo uscita. Beh, allora ti pongo una piana, Esatto. perché mi pare che... Per famiglia o altro. Vi faccio fare il cistorello io, che ha detto. È un cistorello. Sì, no. Dopo andiamo di qua e andiamo di là. No, ecco, una volta. Mi chiamavano free ride, 10 da 20 kg. Io ci hanno inculata, braccio. Sì. Adesso se siamo inculata. Mica voleva cominciare un percorso di preparazione, ma non pensavo di cominciarlo subito così. Chi è che ha deciso di venire per qua? Ti avevo detto che non era una bella idea fare città il contrario. Io sei discese, non sei. Questa roba qua l'abbiamo fatta per quanti anni? Un anno. Tutti i mercoledì. Un anno tutti i mercoledì. Dopo purtroppo ci siamo accorti che questa
incombenza si chiama lavoro. Yepa! Io vorrei fare una discesa. 71, 73. Cena salitina malese corta. Prendo nota, sono le ore 11 e 27. Come stuzzicadente, le stuzzica. Dai. Stuzzica. Aspettami a sto punto. Hermano, qua si confabula alle tue spalle. Potremmo mai noi tuoi amici confabulare le tue spalle? Amici, lui è il mio preparatore. Probabilmente vale di più come preparatore che non come amico. Perché sai che soprattutto nei momenti di difficoltà lui ti torna al culo. Sei sicuro che solo salite ancora? Sì, ma sai che sto per giro al contrario sarebbe benissimo. Avete mai di peso comunque? Ma ti cappi per forza 4 ore? Parlo di difesa nella seconda guerra mondiale, non è vero. Di fatto era soltanto un campo di addestramento, infatti ti trovi tantissime reliquie della guerra, trovi tantissime munizioni, roba anche abbastanza importante. E c'era un bel articolo di un ritrovamento l'anno scorso che c'era stata posizionata all'inizio della strada e dopo non è mai più stata ritrovata i carabinieri. Aspetta, questa rete sentieristica qua si snoda all'interno di trincee. Sì, delle trincee a destra. Che è delle trincee, ok. Scusami. Purtroppo un po' è lo stato di abbandono, conquistate dalla vegetazione, quasi tutto in proprietà privata, anzi state defraudate e riempite un po' con ceramiche e quant'altro, che c'è probabilmente un paio di bagni dentro dei trincee, le ceramiche di un paio di bagni, cioè che anni fa Gavino parlava anche di andare a pulirle, dopo Non ci hanno lasciato. esatto. Ciao Sasso! Erma! Ma dove c'è pa, scusami? Siamo sul salitone ripido del Tondo. Dai, arriviamo altri. Dai, fattibile! Ioppe! Grande! Come avete fatto ad arrivare? Dai, se entri dentro ti Sì, ma mi arrivavo in cima e avete... Ma c'era uguale? Se il Secciama fuori rotta, che sarà un motivo, era? Che ore sono? Sono le 27. Perfetto. Guarda, godito con lui i gradini di prima, peccato che avevo la videocamera spenta. Qui quella roba lì mi manda so di te, più è difficile, più che ne do. Sento un profumo di frittura. Siamo sotto vento. Vai col pesce fritto. Op. Buongiorno. Ciao. Mamma. Allora, posso dire una cosa? Le 2 ore che giro in bici con loro, 2 ore che mi parla di sto pesce fritto. Quindi, anche se te che è una scarpa fritta, mi la mangio lo stesso. Perché mi ha fatto una testa così. Siccome fritto sei tutto... Ecco, signora se la un disavanzo. Ma torneremo perché sono qua apposta per far rivivere sta tradizione. Esatto. Quindi torneremo. Ok, di solito il mezzodì era il format giusto, mezzodì e mezzo il massimo. Vabbè, ma che se fai i sentieri in salita e non in discesa, è ovvio che ti perdi le mezz'ore. E vi ho fatto provare, ripeto, un'esperienza, un'emozione unica. Amici di merda che siete altro. Ecco, perché dopo la finisce sempre lì, no? Siete altro. Che siete altro voi. Hermano, Dimmi caro. adesso che siamo soli, dichiara qualcosa su quell'elemento lì. Allora Enrico adesso sei 2 anni che in macchina va solo in retromarcia e quindi era il minimo per registrare in salita. Sì, salute. Agli amici e Gli agli amici. sarai al contrario. Fuori rotta nasce così, esattamente così, anzi quella volta ero sentata a guarda io, Dami è arrivato e vogliamo ritornare anche alle origini con fuori rotta, un braccio serio, un braccio decisamente meno serio e vogliatico, Sempre seri. no, ho detto braccio, non braccio. Ho dimostrato la mia serietà stamattina nel proporvi il giro Ma va ben a cagare. strutturato e preparato il giorno prima.
che da me. Era guida. Ti devo così, più che fuori rotta, ti sei un fuori legge. Aspetta che ti butto una lì. Ciao, piacere Damiano. Il cistorello. Nico. T'ho inculato, giro. Facciamo Nico? Sì, anche a me. Vedi? Del secondo nome, primo mi chiamo. Ciao, tutto bene? Ah, sì. Bene. Beh, ero dopo Un'esperienza. Mi è venduta come esperienza. In realtà, di fatto, è come quando negli anni 90 te compravi il videoregistratore all'autogrill, no? Ti arrivi a casa che era il matton. Quello è il cistorello in salita, un pacco tra me. Quindi a Fish and Bike puoi venire anche con la gravel. No! Eccolo. Attenzione a non inserire le mani, morde. Quasi come Nante, cioè se giro la telecamera da qua è uguale a... Hermano, ma quel tuo amico che era con Nante stamattina, quello continuava a parlare, ma adesso che lo girai da via? No, non è trabaia muta. Dite sì, comunque un eroe, perché i ragazzi qua, superati i 50, ma cacambutei, ma veramente. Eccoci qua. La fontana era bella per me, anche per me. La magia del ruscello è unica e questo luogo così sembra speciale, sono d'accordo. C'è anche tempo per l'Excalibur, tanta roba. Acighe, ciao! Ciao. Fantastici. Experience. Comunque un invito a tutti al Fish and Bike mercoledì. Sì, bellissimo, fantastico. Assolutamente. E Cistorello al Cistorello contrario. al contrario tutti i mercoledì. Esatto. C'è chi scrive amore, chi una bestemmia, chi disegna male una montagna. Non importa cosa lasci lì, l'importante è che sei passato di qui. Una firma, una frase, una risata, poi si riparte birra ghiacciata. Questo bosco non gira questo bosco se la gode. A Rio dei Boschi, scrivi e poi scappa via. Ah sì, se te vuoi venire al Fish and Bike, scrivi, te facciamo sapere la prossima volta che andiamo. Ciao!